Lillo Pisano, responsabile dei Fratelli d'Italia ad Agrigento, è un momento importante in cui si vuole parlare anche di sicurezza, come diceva Giubileo, non solo sicurezza individuale ma anche sicurezza sociale a livello imprenditoriale, insomma in un momento di grande crisi dovuto anche alla guerra. Sì, questa sera abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di difesa, abbiamo parlato di identità. Naturalmente sono tre parole importantissime che fanno parte della nostra vita reale, quindi sulla sicurezza dei nostri prodotti, sicurezza dello Stato, sicurezza individuale, ma sicurezza soprattutto da parte dello Stato nei confronti dei cittadini. Dall'altra parte abbiamo parlato pure di identità, l'identità di una nazione che ha bisogno in un momento storico come questo, naturalmente dove c'è un conflitto vicino all'Europa, tra l'Europa e la Russia, di naturalmente identificarsi in un'Europa sempre più forte. Ecco, lei citava anche dei casi reali accaduti qui ad Agrigento e non solo, ma anche nella nostra provincia. Sì, noi condanniamo naturalmente tutto quello che è successo in questi giorni, ha perso la vita un ragazzo, naturalmente da una rissa tra extracomunitari, penso che in città c'è bisogno di più sicurezza, naturalmente c'è una piazza di spaccio che va eliminata, ma bisogna dare anche forza alle forze dell'ordine che giornalmente combattono questi fenomeni. Lei nel suo intervento criticava fortemente anche l'operato del Ministro Lamorgese. Sì, davanti agli occhi di tutti, naturalmente il Ministro Lamorgese sul fattore dell'immigrazione. Noi viviamo in una terra di confine, una terra di ingresso da parte del Nord Africa e naturalmente abbiamo un'immigrazione incontrollata che speriamo che da una parte del Nord Africa e purtroppo da un'altra parte che arriverà un'immigrazione anche da parte dell'est europeo, bisogna naturalmente cominciare a delineare delle regole ben precise. Un incontro oggi per parlare di sicurezza all'interno di Fratelli d'Italia, un'iniziativa che lei come responsabile del settore ha voluto fare. Sì, è un'iniziativa con la quale noi lanciamo come un tema importante di attualità della nostra attualità nel nostro territorio il problema della sicurezza. Oggi il problema della sicurezza è un problema avvertito dalle famiglie perché riguarda appunto un diritto inviolabile che è quello dell'integrità della persona umana. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo proposto l'idea di costituire un osservatorio permanente in ogni comune che attui e realizzi dei piani strategici che vadano nella direzione della prevenzione, partendo ovviamente dai valori. Oggi infatti il tema del nostro incontro è la difesa dei valori, il valore della sicurezza, perché bisogna sicuramente affermare il valore della vita, il valore del rispetto verso gli altri, rispetto a quello che è il qualunquismo e l'omologazione della quale si avverte oggi. Quindi Fratelli d'Italia fa della battaglia sulla sicurezza una battaglia prioritaria per difendere quelli che sono i diritti dei nostri cittadini. Allora, un convegno oggi qui per parlare di sicurezza in un momento sicuramente di grandi tensioni sociali per via anche della guerra, ma non solo, dell'immigrazione, insomma un vasto contesto in cui è necessario chiarire determinati punti. Sì, abbiamo parlato di sicurezza a 360 gradi a partire dal tema dell'interesse nazionale, quindi della necessità di una difesa in ambito sia militare ma anche e soprattutto in ambito energetico, vista l'attualità della tematica della guerra in Ucraina che pone la necessità per l'Italia di avere una propria sovranità energetica che ci garantisca quindi una sicurezza sia per i cittadini ma anche e soprattutto per quello che è il mondo delle imprese che si trovano in questo momento in seria difficoltà. Quindi non solo impresa individuale ma anche impresa sociale. Impresa sociale e sicurezza intesa come necessità di garantire a 360 gradi in quello che è un ambito sociale, quindi nei piccoli paesi ma anche nelle città, una qualità di vita migliore per i cittadini che invece molto spesso si trovano ad affrontare delle problematiche connesse talvolta anche a un tema dell'immigrazione irregolare che purtroppo attanaglia tutto il territorio nazionale ma nella fattispecie una zona come quella di frontiera, come quella di Agrigento e la necessità quindi di cercare di garantire nei comuni una maggiore sicurezza per la vita dei cittadini.